Buonasera a tutti, benvenuti al nostro appuntamento di ogni giovedì alle 18:30. Noi siamo particolarmente felici di continuare questi nostri appuntamenti per ridisegnare il futuro. E oggi ancora di più, perché il tema è particolarmente importante. È stato un tema caldo durante il lockdown, ma per quanto sia concluso il lockdown, il tema rimane assolutamente caldo. E se immaginiamo il nostro futuro, questo ancora di più, pensando a noi, pensando alle persone più fragili, ma pensando che ogni giorno, voglio dire, noi ci incontriamo, ci scontriamo per questioni più diverse con il tema della salute, con il tema della sanità pubblica, e però non solo, perché oggi appunto anche qualche articolo di giornale di qualche giorno fa faceva riferimento proprio a alcuni ragionamenti, a alcuni finanziamenti alla sanità privata, perché con il lockdown ci sono gravi ritardi e quindi sono state messe ulteriori risorse nella sanità privata, nei centri convenzionati per sopperire a questo ritardo. E quindi anche qui probabilmente qualche riflessione. Ma io sono il meno adatto, nel senso che io sono anch'io qui a moderare, ma ad ascoltare degli ospiti che ringrazio veramente di cuore, ospiti che hanno veramente le mani in pasta e che conoscono molto da vicino i temi che andiamo a trattare. Quindi l'abbiamo un po' chiamato così, la sanità veneta e le sfide del futuro. E credo ce ne siano veramente tante. E allora io non voglio presentare nessuno, conosco personalmente alcuni di loro, so che sono professionisti, so che sono bravissime persone, so che soprattutto amano quello che fanno, ognuno per il proprio ruolo e hanno una conoscenza profonda. E quindi ecco, però sarebbe quasi inadeguato io li presentassi. Chiedo quindi nel presentarli, almeno il loro nome, poi ad ognuno di loro di raccontare chi sono e di raccontare anche in questo ambito e qual è quello che hanno fatto, quello che stanno facendo nella loro quotidianità. E allora da buoni cavalieri diamo il benvenuto e ringrazio a Maria De Laurentiis, benvenuta, e chiedo a Maria così di presentarsi. Io dico solo, come abbiamo scritto nella nostra locandina, che lei è specialista in pediatria e psicoterapia dell'infanzia e adolescenza, ma soprattutto io l'ho vista lavorare in questi anni, ho visto una grandissima professionista e una donna innamorata del proprio lavoro, innamorata in particolare dei nostri bambini. E quindi così, Maria, se così ti vuoi Sì, presentare e raccontare la tua vita professionale. Grazie. grazie. Buonasera a tutti intanto e grazie per questo invito che ho accettato di buon grado. Per quanto riguarda la mia formazione, io sono nata come pediatra, quindi con specializzazione in pediatria. E poi ho lavorato appunto nei distretti, allora erano consultori pediatrici, e mi sono resa conto che la salute dei bambini e mi interessava, è influenzata da vari fattori, da vari aspetti, quindi l'ambiente, la famiglia, la società, e quindi questi che modificano anche la salute, che viene intesa sempre in senso più globale. E da questo interesse allora è scaturita anche la mia voglia di formarmi, e quindi ho preso una specializzazione in pediatria sociale con la dottoressa Paola Facchin. Non mi bastava neanche questo, perché appunto sentivo che bisognava abbracciare la clinica a 360 gradi, e ho sviluppato quindi questo interesse per la psicoterapia, per l'infanzia e l'adolescenza, e quindi mi sono specializzata a Milano presso l'Istituto Psiba che ha un'impostazione psicoanalitica, psicodinamica. Quindi non ho fatto la pediatra di libera scelta, forse adesso me ne pento, avrei magari guadagnato di più, forse avrei avuto anche soddisfazioni, però il mio interesse era quello proprio di lavorare nella prevenzione, di lavorare con le famiglie, con gli operatori, per cercare di attuare una salute globale. E mi interessava scoprire le cause del malessere dei bambini, che purtroppo stanno aumentando in maniera, e non dico esponenziale, ma in maniera importante, e capire che la salute oramai sì, è dovuta anche alle malattie croniche, malattie infettive, eccetera, ma sempre di più influenzata anche dagli aspetti ambientali, familiari e psicosociali. E quindi questa è stata la mia formazione e il mio interesse. Ho lavorato pertanto come responsabile di unità operativa
consultorio familiare ed età evolutiva del distretto sociosanitario 3 e, dell'USL 6. Ho visto lotte per la prevenzione, lavori e man mano però che sono andate man mano scemando e purtroppo poi magari ne parleremo. Ho visto anche, sono stata anche un po', diciamo, amareggiata perché adesso la sanità non è più improntata su quella sanità nella quale io avevo sperato, insomma, di poter lavorare. Ecco. Grazie molte Maria. Ecco, io mi permetto in questo dialogo di darci del tu, così viene un Certo. po' più facile a tutti, ma con il massimo rispetto ovviamente delle vostre persone. E do il benvenuto allora anche a Maurizio Manno. Maurizio Manno, che veramente ringrazio di cuore per la disponibilità, e anche per Maurizio Reggo, Comitato SOS Sant'Antonio e coordinamento dei comitati per la salute e sanità del Veneto, Covesap, che ieri ho ascoltato, ho capito un po' di più, ma chiedo a lui proprio di spiegarci un po' la sua professionalità, ma soprattutto appunto questi comitati, che cosa sono e come sono nati e qual è l'ambizione, credo proprio collegato al nostro titolo, cioè qual è l'ambizione per le sfide del futuro della sanità veneta. Grazie Maurizio, a te la parola. Grazie Enrico dell'invito. Io sono un medico del lavoro, ho lavorato a Padova, in Inghilterra e negli ultimi 18 anni a Napoli, dove ho diretto la medicina del lavoro della Federico II. Però non sono qui in questa veste, sono, come già hai spiegato, in rappresentanza del comitato SOS Sant'Antonio, l'ospedale di Padova che un anno fa era stato, diciamo, chiuso perché era scomparso dalle schede ospedaliere regionali, ma soprattutto in rappresentanza di Covesap. Covesap è il coordinamento, come dice l'acronimo, veneto per la difesa della sanità pubblica, cioè sostanzialmente Covesap riunisce tutti i comitati che sono sorti spontaneamente negli ultimi anni in tutte le 7 province del Veneto su problemi cogenti, importanti e urgenti legati al, diciamo, i problemi che l'amministrazione sostanzialmente locale, ma soprattutto regionale, ha posto nelle varie strutture sociosanitarie della nostra regione, che pur essendo a livello nazionale in una posizione di relativa eccellenza, ha visto in questi ultimi anni tagliate strutture e richiede sicuramente una messa a punto. Ricordo che i 3/4 del budget regionale, cioè 8 miliardi circa su 12, sono imputabili alle spese sulla sanità. Quindi questo è un tema assolutamente prioritario sia da un punto di vista, diciamo, etico-sociale che economico e politico. Io mi limito a questo e magari potrò spiegare meglio che cosa fa e quali sono gli obiettivi e le attività programmate di Covesap, appunto questo coordinamento regionale per la difesa della sanità pubblica. Non si sente? Ok, mi sentite? Abbiamo tentato di mettere tutte, ma probabilmente c'è un problema. Ok, no, dicevo, è proprio probabilmente cade a fagiolo, quindi credo veramente, ringrazio chi ci ha permesso insomma di metterci in contatto con te, perché è proprio nei nostri ragionamenti questa attenzione ed è interessantissimo il lavoro dei comitati di cui ti chiederemo magari in maniera più dettagliata. E quindi presento così, mi permetto insomma il mio ex collega, sindaco di Grante principalmente, insomma, e nell'ambito specifico vicepresidente del Comitato dei Sindaci di Distretto 5 Padova Sud. Sapete
come siamo un po' organizzati a livello di sindaci, c'è la grande conferenza dei sindaci della U26, ma poi insomma ci sono gli ex distretti. Io ero in un altro distretto, a Damiano è appunto nella parte di Padova Sud, ma è bello perché chi si impegna capisce, come amministratore, chi si impegna in questi comitati capisce molto più da vicino cosa accade nei territori e anche cosa accade poi in quello che ci raccontava la dottoressa De Laurentiis. Poi le chiedo, ci racconterà negli ambiti territoriali, negli ambiti proprio dei nostri distretti. E quindi, Damiano, così se ti presenti, poi tu sei bravissimo perché insomma, e quindi lasciate la parola. Adesso bravissimo è una parola grande, infatti prima quando hai fatto l'elogio delle persone che si impegnavano, gli altri ospiti sì, io un po' meno insomma. Mi scuso innanzitutto se ogni tanto mi vedete muovermi, ma sono in un ufficio in comune perché abbiamo avuto un po' di problemi, quindi mi vedete ogni tanto muovermi, non sto impazzendo improvvisamente, ma è perché abbiamo un po' di problemi da risolvere all'ultimo minuto. Al di là di questo, io appunto volgo il sindaco a Granze, come dico sempre, Granze è un paese a un'ora da tutto, pianura bassa padovana, e svolgo anche il ruolo appunto di vicepresidente. Distretto 5 è quello dove l'ospedale di riferimento è l'ospedale di Schiavonia, quello che è stato chiuso per il Covid. Quindi insomma questa è un po' la nostra storia. Come amministratore, quello che ho detto fin dall'inizio del percorso come in rappresentanza degli altri sindaci nel distretto è che dovremmo sempre più lavorare in un'ottica di dire siamo tutti nella stessa squadra, cioè quella del servizio al cittadino. Se il compito del sindaco deve essere quello di garantire la salute, anche l'ASL ha come compito quello di garantire poi la salute dei cittadini, dovremmo lavorare tutti nella stessa direzione. Purtroppo invece a volte cosa succede? Che si lavora per comparti stagni, per separazioni, si cerca più di andare verso aziende piuttosto che enti pubblici e allora lì si crea un po' di discrepanze. Su questo c'è molto da lavorare, insomma. Dovremmo sempre più lavorare dalla sanità, ma anche da tutto quello che ruota attorno, mettendo la persona al centro. Ecco, quindi il bello di questi appuntamenti è ridisegnare il futuro, ridisegnare un futuro che abbia la persona al centro del proprio agire, in tutti i suoi contesti e principalmente da quello della sanità. Grazie intanto per questa prima panoramica. Ecco, io mi scuso se ogni tanto mi vedete che guardo in giù, ma prendo appunti di quello che dite perché poi mi è utile nella conversazione, quindi ecco, non manco di rispetto a nessuno, ma è proprio per prendere appunti. Ma allora inverto il giro perché voglio partire da ieri e quindi mi scuso con gli altri, ma riparto da Damiano perché voglio partire facendo un passo indietro. Damiano, ci spieghi cortesemente, in breve, perché Damiano ha fatto una cronistoria straordinaria che mi è stata molto utile per capire le vicende Schiavonia, ma ti chiedo cortesemente di capire cosa è accaduto, perché anche voi sindaci avete fatto una manifestazione, poi è finita un po' così, non ci siamo capiti con la polizia locale, ma a volte non si comprende quanto invece un sindaco sollecitato dai propri cittadini quando va a manifestare non è per farsi pubblicità, ma è per dire a qualcuno guarda che forse stai sbagliando qualcosa nel mio territorio, anche perché è già una Schiavonia che dovrebbe essere sintesi di un territorio del sud padovano che è già andato in sofferenza negli anni perché in qualche modo si è accorpato lì, se non sbaglio, quindi chiedo a te di spiegarci bene le vicende ospedaliere, perché poi si collegano molto bene a quelli di Maurizio relativamente a Sant'Antonio, in qualche modo ci sono dei collegamenti. Voi partite un po' prima, no? Sì, allora praticamente nel nostro territorio della Bassa Padovana, un territorio di 180.000 abitanti, diviso in 44 comuni, vi erano 4 presidi ospedalieri sostanzialmente, che erano Conselve, Monselice, Este e Montagnana. Giustamente, insomma, nel 2014, ripeto, c'è stato un suo perché, una sua logica e non stiamo qui a sindacare bene, è stato fatto questo creazione di un ospedale unico per un territorio. Da lì ci sarebbe da dire che è stato fatto l'ospedale, non c'è ancora la famosa SR10 che doveva passare, che passa lì vicino all'ospedale, non è ancora terminata, quindi c'è tutto anche un problema di viabilità, ma tralasciando tutte le polemiche che possono essere, allora, diciamo, viene creato questo polo ospedaliero.
Quando viene trovato il primo caso di Covid in Veneto e che poi ha dato la prima vittima italiana di Covid, l'ospedale viene chiuso e nessuno dei sindaci che hanno manifestato, che hanno chiesto spiegazioni nel periodo, ha detto che non bisognava chiudere, cioè se c'è l'emergenza è giusto intervenire. Quello che si dice è, ed è stato il motivo per cui siamo andati a manifestare davanti all'ospedale di Schiavonia, venendo poi segnalati perché non dovevamo essere lì, insomma, quando in realtà noi stavamo svolgendo il nostro lavoro. Comunque pare che la faccenda sia conclusa in maniera positiva, quindi diciamo un episodio poco elegante, e la chiudiamo lì senza fare polemica. Diciamo, noi eravamo andati lì proprio per chiedere qual è la strategia regionale per questo territorio, perché va benissimo l'emergenza, succede, ok. Però adesso noi abbiamo capito che con il Covid, lo dico tutti quanti, non è una corsa, non è i 100 metri, ma sarà una maratona. Di conseguenza dobbiamo anche impostare una strategia per lungo termine. Quello che si chiedeva è, la regione a livello sanitario per il nostro territorio, quale strategia ha? Nessuno soffre della cosiddetta sindrome di NIMBY, cioè non nel mio giardino, cioè nessuno dice no, non bisogna chiudere Schiavonia, benissimo, si chiude Schiavonia, ma dobbiamo a questo territorio dare qualcos'altro, perché ricordiamo che la Bassa Padovana è un territorio che vuoi per il numero di abitanti inferiore rispetto ad altri territori, vuoi per un'età media superiore, vuoi per una frammentarietà comunale, insomma, in questi anni sta vivendo di una cosiddetta sindrome un po' di abbandono, forse di eccessivi problemi scaricati sulla Bassa Padovana. Allora si dice, in base a tutto quello che è successo, benissimo l'estregetto quanto, però se Schiavonia viene inaugurato nel 2014 con l'inaugurazione 474 posti, prima del Covid siamo a 370 e adesso siamo a 180, va bene dire che non si calcola con i posti letto, oggi le nuove norme dicono, va benissimo tutto, ma se poi nella prova provata dei fatti, nella realtà di tutti i giorni, i cittadini vanno in sofferenza perché non riescono a trovare quelle risposte che dovrebbero avere, allora vuol dire che c'è un problema. E questo non vuol dire far polemica, non vuol dire non avere a cuore gli interessi, cercare di scaricare le colpe su qualcun altro. Quello che si dice è questo territorio della Bassa Padovana deve avere delle risposte. Punto e basta. Purtroppo, ad oggi, queste risposte non ci sono. Grazie Damiano, perché ci hai dato una panoramica, credo, un po' a tutti precisa di quello che è accaduto nella Bassa. Ma io che sto un po' girando il territorio per ascoltare, per capire, amministratori, cittadini, in questo momento, veramente questa è una delle vere preoccupazioni dei cittadini della Bassa. Cioè, loro si domandano qual è il disegno, no? Qual è il disegno della sanità per questa parte del territorio, e questa cosa non è chiara. E quindi qui mi fermo, perché allora parliamo del passato e adesso poi ci spostiamo nel futuro, nel domani. Maurizio, chiedo anche a te, no? Una cortesia, no? SOS Sant'Antonio. Che cosa è accaduto al Sant'Antonio? Quali sono le ripercussioni quotidiane oggi nei nostri cittadini dal punto di vista del servizio di questo ospedale, che per una parte di Padova, ma anche per alcuni comuni della cintura, ma non solo evidentemente, perché poi c'erano anche dei particolari servizi, cosa è cambiato, e quindi a voi perché questo SOS, tanto per richiamare i comitati, insomma. Allora, SOS perché è un comitato che è sorto spontaneamente in emergenza, diciamo, per rianimare in qualche modo un ospedale che era almeno formalmente sulla carta morto, nel senso che, come dicevo prima, voglio ripeterlo, perché è un episodio veramente significativo. Quando sono uscite le schede regionali ospedaliere che programmano le strutture, ma anche i reparti, il numero di posti letto, eccetera, degli ospedali del Veneto, l'ospedale Sant'Antonio era letteralmente scomparso, cioè mancava dall'elenco l'ospedale. Ora, essendo poco credibile una dimenticanza di questo tipo, il sospetto forte in quell'occasione è che fosse un primo passo, e per dirla alla romana, ci provamo a far, diciamo, sparire
almeno formalmente, la struttura in vista di una sua diversa futura utilizzazione. Infatti, per non far nomi, Boron, il presidente della quinta commissione sulla sanità della regione Veneto, aveva in varie occasioni espresso così il desiderio, l'auspicio che il Sant'Antonio potesse diventare la sede della azienda zero, cioè sostanzialmente delle strutture amministrative unificate delle ULS della regione Veneto, in sostituzione dei reparti che invece sono lì da molti anni. Io, fra l'altro, sono laureato 74, quindi diciamo qualche anno fa, e mi ricordo bene perché già lì frequentai dal quarto anno la medicina del lavoro che lì era collocata, e fra l'altro ho lavorato in quell'ospedale tranne un periodo di 3 anni passati in Inghilterra fino al 2000-2002, quando mi sono trasferito a Napoli. Quindi conosco bene la storia di quell'ospedale, nato come struttura dell'INAIL. A quell'epoca l'INAIL, ai tempi delle mutue, c'era l'INAM, cioè prima del Servizio Sanitario Nazionale, che è stato istituito, vi ricordo, nel 1978, e che ha avuto, questa è una cosa importante su cui tornerò dopo, perché è importante rispetto all'approccio che i veneti hanno alla sanità. La sperimentazione del Servizio Sanitario Nazionale è stata fatta proprio nelle ULS del Veneto, no? Quindi c'è una forte tradizione, e questo riverbera anche nell'atteggiamento che i cittadini e nelle aspettative che i cittadini veneti hanno rispetto alla sanità e alle strutture sociosanitarie. Io credo che mai potrebbe avvenire quello che è successo per esempio in Lombardia, dove la struttura stessa pubblica dell'assistenza sanitaria è stata sfaldata a favore delle strutture private. Questo ha creato, lo sappiamo, i danni che abbiamo recentemente visto e che sono ormai di pubblico dominio, cioè non si discute più su quali siano le cause, perché la componente principale, io credo, sia la mancata assistenza territoriale domiciliare. E in Lombardia non ci sono neanche i medici di base, sostanzialmente, cioè è tutto improntato a una sanità privata che ha fatto i danni che abbiamo visto. Detto questo, volevo raccontare, se ho il tempo, non lo so, un episodio significativo. Allora, dicevo, l'ospedale Sant'Antonio è sparito dalle schede ospedaliere, è nato spontaneamente un comitato fatto dal personale dello stesso ospedale, che con la fascia a lutto ha manifestato in maniera molto forte, tanto che poi in maggio le nuove schede ospedaliere, che sono quelle tuttora in vigore, diciamo, hanno visto rinascere in qualche modo l'ospedale, però con delle modifiche significative. Ad esempio, la scomparsa di un reparto importante che era lì da molti anni, che è il reparto di riabilitazione funzionale, recupero e riabilitazione funzionale. E qui mi inserisco con una piccola breve finestra, diciamo, che fra l'altro mi riguarda personalmente e che voglio richiamare mostrandovi la maglietta che ho messo stasera proprio per ricordare questa circostanza. Dunque, vi dicevo della mia esperienza 18 anni a Napoli, un anno fa. Una settimana prima di traslocare, con somma gioia di mia moglie, ho pensato bene di fare un incidente frontale in moto a Napoli. Per cui mi sono mi sono ricoverato, mi sono trasferito a Torino, dove c'è un ottimo reparto per la chirurgia del bacino. Sono stato operato e quindi ho cominciato 3 mesi di recupero. Dopo il primo mese mi sono in giugno dell'anno scorso trasferito a Padova all'ospedale Sant'Antonio nel reparto di riabilitazione, e lì ho scoperto che di lì a una settimana
avrebbero chiuso il reparto. Quindi questa non è stata una bella notizia e la cosa mi è sembrata talmente incredibile e ingiustificata che con gli altri 3 compagni di sventura che avevano anche loro delle patologie che comportavano una disabilità, quindi sedia a rotelle, riabilitazione, terapie, eccetera, pur con patologie diverse, cioè la mia era una patologia chiaramente di tipo ortopedico. Gli altri amici avevano patologie, diciamo, pure più importanti e non tutte e non completamente reversibili, anzi, diciamo, anche evolutive, quindi di tipo vascolare, di tipo neurologico. E quindi abbiamo fondato un'associazione che vi ho mostrato, APRI, l'Associazione dei Pazienti della Riabilitazione Integrata, con la quale ci siamo collegati all'SOS Sant'Antonio e abbiamo manifestato per la riapertura del reparto. Ora, abbiamo avuto una circostanza molto fortunosa e fortunata, diciamo, che però non ricade, non ricapita spesso, che a fine luglio, in occasione della picconata, non so se la picconata è un evento che si associa alla posa della prima pietra. Ora, una volta si posava la prima pietra alla costruzione di un nuovo edificio. Adesso c'è anche la picconata del vecchio edificio per fare spazio al nuovo. E la picconata era sull'edificio della pneumologia, una delle cliniche dell'ospedale Giustinianeo di Padova, che doveva essere abbattuto per fare spazio alla nuova pediatria. Ora, questo ci interessa fino a un certo punto, sicuramente interesserà Maria, meno gli altri. Comunque la pediatria di Padova, che è sicuramente una struttura, un reparto di eccellenza a livello nazionale, ha dei problemi strutturali proprio e quindi ha bisogno di essere ricostruito. E quindi la pneumologia doveva essere abbattuta per dare spazio. La faccenda è molto più complicata di come la sto dicendo, perché c'è un problema di belle arti, c'è eccetera, eccetera, ma questo non ci riguarda. Fatto sta che a fine luglio il presidente della Regione Veneto è venuto a Padova per appunto l'abbattimento, la picconata della prima pietra della pneumologia e si è trovato in maniera inattesa, perché lui era venuto con i giornali, le televisioni, eccetera, 50 scalmanati manifestanti con cartelli che protestavano contro la chiusura del reparto di riabilitazione all'ospedale Sant'Antonio. Io all'epoca ero in sedia a rotelle, c'è un video che gira su, mi pare, Padova Oggi, ancora si può vedere, e in quell'occasione il presidente Zaia è stato fortemente contestato e gli è stato spiegato che i reparti e le cose che funzionano non vanno dismesse. Lui ha riconosciuto che la nostra posizione era, diciamo così, comprensibile e anche condivisibile. Quello che lui però non poteva accettare, testuali parole, era che lo si accusasse, come era stato fatto da un consigliere provinciale, consigliere comunale, scusate, di Padova, il Stefano Ferro, per non far nomi. Lui era stato fortemente contestato di svendere la sanità pubblica al privato. Quindi questa è una cosa che lui non vuole, dice di non accettare, e io anche in altre occasioni, guardando in un paio di occasioni almeno, interviste in cui lui è stato lodato da alcune televisioni private per la gestione della sanità in occasione del Covid-19, ha sottolineato questa cosa, e cioè che lui non è vero che svenda al privato la sanità pubblica. Io non mi sono sentito di contraddirlo in maniera esplicita, ho detto: Presidente, non mi permetto di... Lui diceva che il Veneto è la regione che ha il più alto rapporto pubblico-privato. Non è proprio così, però sicuramente siamo in una posizione buona. Gli ho detto: guardi, io so qual è la situazione per quel che riguarda la riabilitazione.
Lui e la riabilitazione in quel momento aveva 5 posti letto a Padova rispetto 150 posti letto, 140, 150 posti letto di riabilitazione nelle strutture private convenzionate. Ora, questa è una cosa, gli dissi, inaccettabile. Lui è rimasto scosso da questa cosa, prima ha cercato il conforto dei direttori generali dell'azienda e dell'ULSS, il dottor Flor, il dottor Scibetta, che non erano però a portata di mano. Infatti lui era un po' contrariato, dice: quando li cerco non li trovo mai. In realtà Flor, mi ricordo, c'era perché sul video di Padova Oggi era lì in seconda fila. Vabbè, comunque io dico: Presidente, non c'è problema, domani le mando questa documentazione in modo che lei possa prenderne visione. E così feci, gli mandai, lui mi scrisse a mano sul cartello apri che io avevo davanti l'indirizzo mail e gli mandai un file in PowerPoint che avevamo presentato in un convegno proprio sul futuro della riabilitazione a Padova, un evento che dopo essere stato, come dire, forzatamente dimesso dall'ospedale Sant'Antonio, con gli amici dell'SOS avevamo organizzato. Beh, per farla breve, perché sto andando un po' per le lunghe, a settembre il reparto è stato riaperto. Quindi perché dico questo? Perché è un esempio che io faccio per dire che quando le richieste sono ragionevoli, sono ben documentate e c'è una presa di posizione della base, no? Perché credo la nostra forte sia stata quella proprio di presentarci non come degli attivisti politici, ma come dei pazienti. APRI è un'associazione di pazienti della riabilitazione integrata, cioè persone che hanno bisogno di una riabilitazione per diverse patologie, e questo è fuori discussione. Allora, in quell'occasione abbiamo spiegato che una sede come Padova, a cui afferiscono alcune centinaia di migliaia di cittadini, che ha una delle università, o meglio, delle scuole di università, ma in particolare scuole di medicina tra le prime d'Italia, forse non sarà la prima, dipende dai reparti, ma sarà certamente nelle prime, non può non avere una riabilitazione pubblica. Certo. Ecco, Io ti interrompo, ma quindi perché prendo... mi fermo. È un messaggio positivo per sottolineare il fatto che è importante che i cittadini si mobilitino in maniera documentata, seria, tranquilla, ma manifestando e presentando. Poi ci sono altre cose, c'è stata una manifestazione a settembre, abbiamo delle iniziative per settembre, ma casomai ne parlerò dopo. Scusate. Perfetto. No, io credo che 3 cose, no? Ho preso il primo, abbiamo questa notizia importante che il Presidente Zaia è contrario alla svendita della sanità pubblica, e questo Così mi dice. pare un primo importante comunicazione utile a tutti quanti, perché probabilmente il Covid ci ha un po' salvato. Arriva un commento di Andrea Marcolin che dice: il Covid ha messo in evidenza che dove la sanità pubblica è ben strutturata e organizzata, meglio si è saputo affrontare l'emergenza. Negli stati in cui la sanità è demandata soprattutto ad aziende e istituti privati, il virus ha decimato vittime. E questo è il primo tema. Il secondo, bene che ci sia stata una richiesta ascoltata, ma dall'altra parte mi domando, e hai citato bene, abbiamo anche un presidente di commissione padovano, e qui ci si domanda: ma te lo devono dire i comitati? Te lo devono dire i cittadini che il Sant'Antonio era un'eccellenza e che quindi in quanto tale per alcune questioni non doveva essere toccata? E qua mi faccio delle domande: se deve essere il cittadino, il comitato, il paziente in questo caso che deve dirlo al presidente, dovrebbe averglielo detto qualcuno più professionale, più addentro, più con maggiori elementi che non quelli. È bene che tu abbia potuto dare a lui questa documentazione. Terzo, ed è bene, ed è motivo per cui siamo qua, ed è motivo per cui anche c'è un impegno da parte mia, quello dell'ascolto della base, perché è da lì che dobbiamo partire, c'è l'ascolto anche di chi poi di fatto vive i servizi. E qui mi sposto a Maria, perché io, come dire, credo che quando facevo parte anch'io del comitato di distretto, insomma, del comitato dei sindaci di distretto, c'era un mio grande impegno, Maria, in tutti i verbali, credo nei miei 10 anni, si possa leggere la mia grande lotta, ma non è mia personale, io ero semplicemente portavoce, ce l'avevamo un po' divisi anche un po' i compiti fra sindaci,
Io ero quello che si era un pochino più appassionato, ma perché? Non perché mi appassiono io, ma perché dal basso, cioè le scuole materne, perché la dirigente scolastica, perché le maestre ci raccontavano un forte disagio per quanto riguarda alcuni servizi di distretto. Allora io conoscevo la dottoressa De Laurentiis, conoscevo altri professionisti, dicevo, caspita, ma se sono così bravi, sì, ma guarda che loro sono tanto bravi, ma sono insufficienti, per esempio in alcuni ambiti. Ricordo uno per tutti perché lì ero bravissimo, la neuropsichiatria infantile. Allora mi raccontavano che una era andata in pensione, che un'altra persona era ammalata, che un'altra era fortunatamente in gravidanza, e noi eravamo felicissimi di questo, ma non c'erano le sostituzioni. Cito questo, ma potremmo citare il servizio di psicologia, potremmo citare altri servizi territoriali, perché alla fine il distretto è quello, è l'ultimo, no? L'ultimo avamposto ancora più vicino dell'ospedale del territorio, ma dopo c'è il distretto che arriva proprio, è l'ultimo pezzetto della sanità che si avvicina proprio col sociosanitario al cittadino. E allora questi distretti, Maria, dal passato ad oggi, cosa è accaduto? Ecco, è la domanda, insomma, ecco, forse spero di essermi espresso bene. Sì, sì, certo. Allora, per quanto riguarda i servizi dell'area materno-infantile, si è visto un depauperamento delle risorse, questo è indubbio. Come si sa anche negli ospedali, c'è stato un decremento delle risorse. Neuropsichiatri, psicologi che sono andati in pensione non sono stati sostituiti, o sostituiti in maniera molto parziale. Sono stati però comunque alcune volte incentivati anche dei servizi, delle prestazioni da parte di alcuni servizi privati convenzionati, perché probabilmente i conti dicevano che era più favorevole avere delle prestazioni dal privato piuttosto che assumere del personale. E quindi abbiamo visto questo depauperamento adesso attualmente io sono in pensione dal 1° marzo, ma in questi ultimi anni c'è stata una contrazione sia degli psicologi che dei neuropsichiatri e anche dell'età evolutiva, ma anche del consultorio familiare. Il consultorio familiare che ha sopravvissuto con i soldi della riorganizzazione dei consultori familiari, quella che viene data dalle regioni, ma che sono dei fondi che sono stati istituiti per migliorare il consultorio, ma non dovrebbero essere diciamo, elargiti per assumere del personale che poi è in scadenza, quindi assumere del personale ad ore che poi dovrà essere avrà un termine del proprio mandato. E questo pone dei grossissimi problemi sia per quanto riguarda la presa in carico, che è una presa in carico che potrà essere diciamo solo limitata, poi si avvicenda il personale e quindi le famiglie si trovano a dover lavorare a dover avere a che fare con operatori diversi. Questo chiaramente non è assolutamente proficuo. Questo per quanto riguarda sia l'età evolutiva che il consultorio familiare. Poi c'è sempre, poi da quello che mi risulta ultimamente anche il servizio di integrazione scolastica, quindi quello che deve servire per far sì che i bambini con disabili possano avere le cure e avere un servizio di appoggio che possa integrare il bambino nella scuola, anche quello sta in grande sofferenza, perché c'è la prospettiva che già mi sembra, non vorrei dire, ma mi sembra anche attuale, che venga tutto appaltato a delle cooperative. Qual è il rischio? Il rischio che sia appaltato è che le cooperative chiaramente private pagano molto meno di quelle dei dipendenti e danno meno protezione, diciamo, verso l'operatore. E per cui se per esempio il bambino si ammala e non va a scuola, l'operatore non percepisce lo stipendio. Chiaramente in questa situazione l'operatore appena trova una soluzione migliore va via. Allora ci troviamo a far sì che questo bambino che ha già le sue problematiche debba cambiare l'operatore. Questa è assolutamente una cosa dannosa per un bambino che ha delle problematiche, per la famiglia che deve affrontare delle problematiche importanti.
E quindi il servizio invece di integrazione scolastica, gli operatori sociosanitari dovrebbero essere, secondo il mio avviso, assolutamente dipendenti dal servizio sanitario, anche perché c'è una formazione che il servizio sanitario può dare, c'è un livello di controllo, un livello di assistenza per questi operatori sociosanitari. La cosa, per quanto possa essere amministrata, io ho dei dubbi che con un servizio di cooperativa possa reggere bene. La stessa cosa mi sembra di aver capito, che rispondo anche un po' ai dubbi, alle problematiche, sia per quanto riguarda l'ospedale, ma per quanto riguarda l'assistenza territoriale. Io ho paura che anche l'assistenza, il SIA dell'assistenza domiciliare, possa essere appaltato a privati, e con tutte le problematiche che ci sono. Chiaramente il privato ha un interesse perché ci siano un numero di prestazioni maggiori, perché viene pagato a prestazioni, quindi non c'è la presa in carico del paziente. Cioè, quando un infermiere pubblico va a casa del paziente a domicilio per dare una prestazione, e il suo atteggiamento è completamente diverso, non è a livello di prestazione, ma a livello di presa in carico del paziente. E quindi ho molte perplessità su un servizio di assistenza territoriale appaltato privatamente. Mi sembra che sia però tutto bloccato, perché il Covid ha dato ai suoi lati sicuramente negativi, una piccola cosa positiva forse l'ha portata, perché ha messo in allarme tutti: attenzione, non andiamo verso il modello lombardo, al quale tacitamente, secondo me, in maniera un po' sordina, si stava andando, forse perché si pensava che fosse più efficiente. E però io, ecco, esprimo molti dubbi. Così per quanto riguarda la psicoterapia dei bambini, la neuropsichiatria dei bambini, c'è un servizio privato convenzionato, per quanto possa entrare nel lavoro di una presa in carico integrata. Comunque io ricordo che deve assolvere al numero di prestazioni e che la regione paga il numero delle prestazioni. E quindi ci troviamo proprio a un concetto completamente diverso di presa in carico globale da quello di prestazioni, che noi sappiamo che invece la salute è dovuta a una serie di fattori che devono integrarsi fra di loro, altrimenti noi andiamo, per quanto poco, a curare una piccola, ma non riusciamo neanche a curarla, perché interveniamo. Cosa può fare pensiamo a un intervento di psicoterapia, diciamo, che adesso non si fa neanche più, perché non ci sono neanche servizi neanche di terzo livello che lo stanno facendo, ma anche una psicologia, diciamo una psicoterapia di supporto, una volta alla settimana, una volta ogni 15 giorni, una volta al mese. Che cosa può dare se non c'è un intervento integrato con i servizi sociali, con i pediatri di libera scelta? Cioè rimane molto deficiente, inefficiente, ecco, a mio avviso. Questo per quanto riguarda poi anche la tutela del minore. Ecco, lì lei è sindaco, quindi anche quello è un grosso problema. La tutela del minore, allora, è lì, comune, è ULSS. Allora, io ho lavorato per anni per queste cose, come responsabile delle UVMD, e ho visto, mi lasci dire, grossissimi problemi per quanto riguarda la tutela. Allora, la tutela, abbiamo, e anche spese che dovrebbero essere influenzate in maniera diversa. Cioè si spende per avere un servizio di un assistente sociale del comune, poi alcune volte ci sono alcuni paesi che prendono anche degli psicologi, però poi quando c'è il problema tutela tribunale bisogna avvalersi delle strutture pubbliche, ma spesso vanno su binari paralleli. Allora, e quindi si spende anche di più, perché si spende per il servizio sociale del comune, l'assistente sociale del consultorio familiare. Perché non pensare a qualcosa invece, a una tutela minore centralizzata, con una supervisione che sarebbe molto importante? Allora spendiamo bene questi soldi. Si dovrebbe rivedere tutto, anche il consultorio familiare si dovrebbe rivedere, perché fare una visita una volta al mese non serve a niente, secondo me. Oramai ci siamo ridotti a questo, perché bisogna rispondere solo ai tribunali, non c'è tempo neanche per fare la prevenzione, per ascoltare le famiglie, e non serve più. Allora bisogna rivalutare anche i termini, cioè non si può, per esempio, tenere a vita le persone ma una volta ogni 2 mesi. Bisogna a un certo punto fare delle terapie mirate, vedere se ci sono valutarle, vedere se ci sono dei frutti o meno,
Ma una tantum, una goccia così, tanto per dire che stiamo lavorando, che stiamo facendo, nonostante ci sia una buona formazione, degli sforzi da parte della direzione, però secondo me c'è tanto da fare, meglio e anche si potrebbe spendere di meno, forse. Maria Maria, grazie. Non so. Qualche mio amico direbbe che mi ha fatto partire l'embolo, no? Mi ha fatto partire l'embolo perché sentire queste cose e tutti parliamo, no? Che i bambini dobbiamo proteggerli, ok? Poi ti scontri con questa realtà e pensi, guardo Damiano, ma penso a me, l'imbarazzo del sindaco che dice al proprio cittadino o alla dirigente scolastico o alle proprie maestre: guardate, non andate quasi neanche al distretto, ma andate al privato, perché al distretto questa cosa è assolutamente innaturale. Cioè io devo essere felice, contento nella sofferenza ovviamente del bimbo e della famiglia o della classe o degli insegnanti, invece dovrei essere sereno di dire: guarda, c'è un servizio adeguato, vai lì e stai serena che c'è una presa in carico del tuo bambino, del tuo alunno, di questa famiglia. E invece non c'è questa serenità. E allora veramente intanto l'embolo perché ti arrabbi, no? Perché sai quanto nei nostri nelle nostre riunioni anche di sindaci avvertiamo questa cosa e cerchiamo di difenderla. Allora vi chiedo, noi siamo molto attenti, intanto grazie perché ci avete dato veramente tre visioni della sanità da alcuni punti di vista. Sì, Damiano, ho visto che eri scalpitavi. E allora vi chiedo, noi siamo molto di solito alle 7:30 chiudiamo per correttezza verso di voi, ma anche di chi ci ascolta. E allora vi chiedo in questo giro, tra virgolette, di finale, proprio e ovviamente Damiano riprendi pure quello che ha detto la dottoressa De Laurentiis, perché credo che ti ho visto che annuivi e che scalpitavi perché volevi intervenire, ma vi chiedo anche, ognuno per la propria visione, e Maria in qualche modo, la dottoressa De Laurentiis lo ha anticipato, come immaginate, quindi Damiano, come immagini il tuo territorio? Che cosa diresti al futuro consigliere regionale o a chi si impegna o chi vuole in qualche modo immaginare un Veneto diverso dal punto di vista almeno della sanità, e come lo immagini quindi la parte appunto del tuo territorio? Cosa suggeriresti? Ma allora, innanzitutto a me dispiace essere in videoconferenza e non dal vivo, perché altrimenti sarei subito corso a stringere la mano alla dottoressa De Laurentiis, perché sul tema appunto di riuscire a centralizzare dei problemi che crea gli affidamenti dei minori, su un comune piccolo come il nostro succede insomma delle problematiche che poi creano anche delle disparità, perché poi un comune piccolo può far fronte in una certa maniera, un altro devi anticipare i soldi in caso di comunità, poi borsarino. Ecco, questo a un consigliere regionale, soprattutto sui minori, prestiamo davvero attenzione a questa tematica qui dell'affido dei minori, perché altrimenti stiamo creando delle disparità e dei problemi che inevitabilmente arriveranno in futuro. Quindi su questo bisogna essere assolutamente posso un attimo intervenire? Se posso intervenire un attimo. Ecco, quello che sarebbe importante è lavorare sulla prevenzione, perché poi stiamo spendendo un sacco di soldi per inserimenti nella comunità. E cioè un bambino che viene inserito in una comunità costa, voi sapete, una comunità terapeutica costa 300 euro al giorno. E quindi noi ci troviamo con degli adolescenti, per carità, forse non potremo fare tutto, però lavorare di più sulla prevenzione, cercare di lavorare, sono stati fatti degli sforzi anche da parte dell'USL, soprattutto nei primi anni di vita, abbiamo fatto anche qualcosa di buono riguardo al sostegno alle mamme, al primo anno di vita, eccetera. Poi però non devono essere progetti isolati, bisogna continuare a lavorare. Abbiamo bisogno delle risorse buone, che devono essere però sempre valutate, devono essere sempre, diciamo, ci sono le risorse che sono buone, ma intanto il numero è chiaramente importante, che ci sia una copertura, perché poverette si affannano, io vedo che lavorano tanto, vedevo che lavoravano tanto e erano anche molto preoccupati di non poter seguire. Quindi mancano le risorse, ma anche poi una strategia per farle lavorare al meglio e per valutarle. Ecco. E quindi valutazione vuol dire cambiare di rotta,
cercare di trovare altri strumenti, altre modalità. Ma scusate, interruzione. E questo discorso della prevenzione, mi riallaccio subito al discorso della prevenzione, era anche, parlo come consigliere nazionale ANCI, l'ANCI ha proprio fatto ha approvato un documento nella Commissione per le Opportunità, proprio per chiedere un aspetto che vada verso la prevenzione, perché è fondamentale proprio per non sperperare dei soldi che altrimenti non ci sono. Tornare un attimo invece, visto che siamo in conclusione, così vado molto veloce, siamo a posto. Sul discorso privato, io dico solo una piccolissima cosa. Prima del Covid, prima di qualsiasi altro, io ho avuto la polmonite a giugno 2019, tant'è che qualcuno mi prende in giro dicendo sei tu il paziente zero. L'ho avuto, e i raggi, dovevo farmi i raggi poi per controllare come ero a posto. Costava meno farli nel privato che nel pubblico. Questo non è possibile. Se siamo arrivati a questo punto, vuol dire che il sistema non sta funzionando. Poi possiamo tirare fuori tutte le statistiche che vogliamo, dire che la sanità ha i punti, poi tutte le statistiche, bisogna sempre guardare da che punto si prende per guardarlo. Però se siamo arrivati a un punto in cui fare una cosa nel privato costa meno che nel pubblico, vuol dire che abbiamo fallito. Di conseguenza bisogna ridisegnare. E ultima cosa, questo è il consiglio, ripeto, non mi stancherò mai di dirlo, e questo come consiglio anche per chi vuole andare a fare il consigliere regionale, è proprio cercare di lavorare pensando che le pubbliche amministrazioni, pensando che l'ASL giocano tutti nella stessa metà del campo, sono la stessa squadra, mentre purtroppo tante volte, e Enrico sa come sindaco, credo l'abbia fatto anche lui, quando devi rapportarti per alcuni casi, qualcuno ti risponde non è più di mia competenza. Quando senti quella parola non è più di mia competenza, vuol dire che abbiamo fallito, perché dobbiamo pensare che la competenza di chi ricopre un ruolo pubblico da amministratore o all'interno dell'ASL deve essere quello di tutelare la persona a prescindere dal luogo che si trova, mentre noi tante volte capita che viene spostato il reparto, non è più di mia competenza, e poi viene liberato. A noi è capitato con un caso psichiatrico che non è stato riconosciuto psichiatrico, spostato in medicina, questo qui scappava dall'ospedale e mi sentivo rispondere, con problemi di incolumità per lui e per le persone, sentivo rispondere no, non è di nostra competenza. Ecco, questo non deve esistere. Se noi vogliamo ripartire bene, dobbiamo ripartire proprio cercando di fare più squadra tra i vari enti, perché l'obiettivo deve essere unico, quello di mettere la persona al centro del nostro agire. Grazie Damiano. Maurizio, come immagini? Così abbiamo ancora 7-8 minuti, quindi 4 tu, 4 Sì, allora un flash aneddotico, insomma, e poi 2 punti importanti che sono già stati toccati e che sono gli aspetti delle risorse economiche e il Covid, 2 cose che sono strettamente legate, come vedremo nei prossimi mesi. L'aneddoto riguarda una persona, il dottor Mantoan, tanto per non far nomi, che è il braccio destro del governatore Zaia e il vero autore delle scelte sulla sanità in questi anni di cui stiamo parlando. Ora, forse non tutti sanno che in febbraio, quando l'emergenza stava per nascere ed era già alla nota, il professor Crisanti, che abbiamo la fortuna di avere come ordinario di virologia, chiamato come eccellenza per chiara fama, si dice, da Londra, dall'Imperial College, dove lui lavorava da molti anni, aveva chiesto di comprare grossi quantitativi di reattivi per i famosi tamponi. Ora, la risposta del dottor Mantoan è stata no, e ha minacciato il dottor Crisanti di danno erariale. Benissimo, già la sapete. Questa è una cosa comica. Ancora più comica è il fatto che sia stato poi il dottor Mantoan chiamato a presiedere l'AIFA, che è l'agenzia del farmaco, di cui credo sappia ben poco, perché ha fatto tutt'altro, e quindi veramente mi ha molto sorpreso questa cosa, ma ancor più a coordinare Agenas, cioè che è l'agenzia della Conferenza Stato-Regioni per l'emergenza
Covesa. Quindi il mondo alla rovescia. Io ho chiesto anche, tramite, sempre per non far nomi, Piero Ruzzante, come mai Speranza, il ministro, avesse avuto questa bella pensata. E la risposta è stata che è stato richiesto dalle regioni, le regioni a prevalenza Lega, e la regione che meglio di tutte si è comportata nei confronti del Covid-19 era il Veneto. Il responsabile della sanità in Veneto è il dottor Mantoan, dico, impeccabile. Quindi il dottor Mantoan, per fortuna, questo incarico ce lo toglie di torno da settembre, ahimè, speravamo da luglio, come responsabile della sanità nella regione Veneto. Quindi siamo fiduciosi che le cose possano cambiare con una nuova persona in questo ruolo. Brevissimamente le due cose che dicevo prima, e cioè le risorse e il Covid. Allora, sulle risorse, ci sono delle cose macroscopiche che secondo me hanno anche una rilevanza legale. Per esempio, i finanziamenti per il corso di medicina, la facoltà di medicina di Treviso. Cioè, ora, onestamente, in una regione in cui esistono già due grosse università, Padova e Verona, oppure nel nord-est, dove c'è anche Udine e Trieste, un nuovo corso di medicina è assolutamente, non dico inutile, ma insomma è uno sperpero di risorse, soprattutto perché vengono utilizzate, a quanto ci risulta, risorse che andrebbero a coprire invece il garantire i LEA, i livelli essenziali di assistenza. Quindi qui sì, c'è un rischio, a mio modesto avviso, di mal utilizzo di risorse pubbliche in maniera incongrua. L'altra cosa è il mancato finanziamento delle azioni e delle attività sociali che ricadono, voi ne sapete qualcosa come sindaci, su di voi. Anche questa cosa ha, secondo me, una rilevanza penale. Io credo, però faccio il medico, anzi faccio il pensionato felicemente, e quindi non so che cosa dire. E poi quell'ultima cosa che è stata già detta, i finanziamenti al privato per sopperire alle carenze, alle liste d'attesa e alle chiusure, per esempio conseguenti al Covid. Abbiamo sentito Schiavonia prima, un esempio classico, no? Quindi il Covid che cosa ci ha mostrato? Oltre alle cose che ben ha spiegato Maria prima, che sono sotto gli occhi di tutti ormai, ha causato anche l'aumento, e questo è più difficile documentarlo, spiegarlo, cioè documentarlo in maniera con i numeri, aumento delle patologie comuni, cioè la gente non va in ospedale. L'ospedale Sant'Antonio ha visto questa cosa. Noi avevamo addirittura proposto, ma non è stato recepito, di farne nella fase acuta dell'emergenza una struttura non Covid o Covid free, come si dice, no? E aveva un senso questa cosa, però questa proposta non è stata recepita. I colleghi del Sant'Antonio ci dicono che, voglio dire, i pazienti che dell'ospedale Sant'Antonio facevano uso, come si diceva, l'ospedale, o si dice l'ospedale dei Padovani, perché questo l'ha spiegato bene Maria anche questo, no? La differenza nei finanziamenti tra il sistema per prestazione, come per esempio come fa il privato, ma anche come fa l'azienda ospedaliera, le due aziende ospedaliere università, quella di Padova e quella di Verona, hanno delle modalità di finanziamento diverse dalle strutture dall'ULS, no? Che invece viene finanziata su progetti, su programmi, eccetera, eccetera. Questo ha anche qui ci sono delle rilevanze penali, ma quindi questo comporta che, e chiudo su questa parentesi, un rischio, a mio avviso, che le strutture Covid o i reparti Covid poi possano venire chiusi, perché da un lato si riduce la richiesta di assistenza per timore dei pazienti, e questo comporta un aumento delle patologie che sono state anche documentate, ci sono già delle pubblicazioni a riguardo, e dall'altro dà l'opportunità a emergenza finita o in fase
di superamento, di dire, beh, cosa ne facciamo di tutti questi posti letto di rianimazione o comunque dedicati al Covid quando l'emergenza è superata? È uno sperpero di risorse pubbliche, li chiudiamo. Quindi attenzione a questa cosa, non solo adesso in fase acuta non c'è la disponibilità e l'assistenza che sarebbe dovuta ai pazienti, ma c'è il forte rischio che queste o parte di queste strutture possano venire chiuse. Ecco, io chiudo qui, ma ci sarebbero mille altre cose. Volevo solo dire quello che abbiamo in programma, un minuto solo. Per settembre, l'11 settembre, ci sarà una manifestazione, flash mob, chiamatelo come volete, a Venezia. Noi avevamo fatto una richiesta all'assessore Lanzarin di un incontro per porre una serie di questioni importanti, non abbiamo avuto sinora alcuna risposta. Allora andremo noi a Venezia, cioè il coordinamento andrà a Venezia a presentare una serie di richieste che noi riteniamo importanti. Seconda cosa, faremo entro fine settembre, massimo inizio ottobre, io credo in fine settembre, quindi lontana dalle elezioni, perché noi ci teniamo a chiarire che il nostro movimento, coordinamento è apartitico. Noi abbiamo dentro tutti i colori nelle diverse province, abbiamo persone e questo è un elemento importante. È chiaro che ognuno di noi ha le sue idee politiche, evidentemente, però noi non abbiamo nessuna preclusione a chiunque dia un contributo tecnico. Dicevo, faremo un evento che sarà l'uscita pubblica prima ufficiale di Covesap, in cui presenteremo il nostro manifesto, le nostre richieste e speriamo di avere anche una lettura magistrale da parte del professor Crisanti che finalmente ci spiegherà, direi, ho suggerito tutto sul Covid, cioè capire che cosa è stato fatto, soprattutto che cosa non è stato fatto e che cosa soprattutto bisognerà fare nell'evenienza di un ritorno che è possibile, alcuni dicono probabile, ma sicuramente ci troverà più attrezzati di quanto non lo fossimo stati in passato. Ecco, quindi Covesap è appena nata, sta per nascere e credo che abbia un ruolo importante perché i cittadini devono studiare e documentarsi, monitorare la situazione, poi denunciare le cose che macroscopicamente non vanno, e vi ho raccontato la storia della riabilitazione di Padova, che è una storia facile e diciamo con esito positivo, ma non tutte sono così, e poi soprattutto, questo è già più difficile, fare delle proposte, perché è vero quello che diceva Enrico, ci vogliono i tecnici eccetera, però attenzione, anche i tecnici vanno informati e vanno orientati e noi stiamo lavorando proprio per far fare a Covesap questo salto di qualità, cioè di diventare un elemento importante che l'amministrazione ci deve consultare prima di prendere delle decisioni che possono essere improvvide e quindi dannose per la popolazione. Scusate. No, avete visto oggi, non vi ho mai interrotto, ma perché eravate pieni di contenuti e ci occorreva un ragionamento, non è che si potesse andare a spot. Dottoressa De Laurentiis, così, un lancio, così, un progetto per domani, nel senso ce lo ha già in qualche modo anticipato con la tutela dei minori centralizzata, anche, ma cosa possiamo immaginare? Che cosa vorrebbe dire a un futuro eventuale consigliere regionale, su cosa si deve impegnare per il bene dei nostri territori? Ecco, prima di lasciare la parola, approfitto di leggere questo commento. Con l'entrata in vigore della legge del 78 si era avviata un'attività di prevenzione con consultori familiari, consultori pediatrici, assistenza sanitaria ospedaliera. Tutto questo grazie alle scelte della Regione Veneto, dei nostri amministratori supportati da funzionari e dirigenti che hanno pensato bene ad eliminare per un risparmio in funzione di scelte che vengono a penalizzare tutti i cittadini. E credo che proprio sia anche così, Pasqualina ci dia proprio l'assist anche per dare la parola alla dottoressa De Laurentiis, perché ci dia anche così un messaggio per domani, ecco, per disegnare il futuro dei servizi nei territori di domani. Sì, io credo che la signora Pasqualin che ha ben detto quello che, cioè l'attenzione c'è sempre stata per la prevenzione e bisogna investire di più sulla prevenzione, però bisogna valutarli,
cioè questi servizi vanno costantemente, diciamo, corroborati, controllati, aiutati, supportati, non lasciati a sé. Quindi ci vuole uno staff che possa essere comune e ASL che vadano a valutare per eventualmente migliorare i servizi, perché chiaramente come tutto evolve devono evolvere anche i servizi, non possiamo rimanere ancorati a un tipo di lavoro che si faceva e che era buono, per carità, ma va costantemente riaggiornato, con un'ottica Dottoressa, la di interrompo studio. perché la interrompo solo perché so che il sindaco ha una riunione alle 7:30, quindi lo saluto e lo ringrazio. Ciao Damiano, grazie. Purtroppo mi chiamano che abbiamo punta, grazie davvero a tutti e speriamo di Grazie, trovarci presto dal vivo. Grazie, scusi dottoressa. No, era solo questo, quindi i servizi bisogna che siano, e io sono sempre del parere che debbano essere pubblici. Per la salute delle bambine, delle famiglie, mi rendo conto che se il privato deve entrare, però deve entrare con un'ottica diversa, e che è molto difficile per il privato, perché il privato lavora per prestazione, anche la nostra famiglia lavora per prestazione, non lavorerà mai, perché anche una riunione che lo fanno per alcuni casi, cioè vengono in un VMD, ma loro viene pagata come dalla regione? Stiamo attenti perché io so anche che alcuni ospedali privati, cliniche private che sono sovvenzionate, convenzionate, loro tendono a fare determinati interventi perché questi interventi vengono pagati di più dalla regione e meno altri. Quindi c'è proprio una modalità di lavoro che è completamente diversa. Allora, vogliamo andare verso il modello lombardo o vogliamo rimanere come era buono il modello veneto e lavorare? Però chiaramente deve essere sempre, l'impegno. deve cambiare, deve essere valutato, non si può lasciare come era anni e anni fa, ecco. E ci deve essere una buona regia, ecco, quello che è importante è che alcune Una volte... progettualità e una regia, sì, condivido pienamente. Scusi che Va l'ho bene. interrotta, ma perché No, ci no, no, credevo a quello che stava dicendo. certo. E io Bene, credo io comunque veramente... che se si ha la voglia di lavorare come c'è in molte persone, eccetera, come si può fare, come ha detto anche il dottor Manno, quando i cittadini entrano, quando i sindaci sono ben supportati, sono bene, c'è la volontà, si deve sperare di poter lavorare in maniera diversa. Però chiaramente l'impostazione politica è anche molto importante, perché se si va verso qualcosa di privatistico, allora cambia proprio la modalità di impostare la sanità. Io vi ringrazio, siete stati preziosi, ma veramente tanto. Scusate se vi ho dato del tu, perché anzi, dottor Manno, No, la ci professoressa De mancherebbe altro. Laurentiis, sapete che insomma, la massima stima e anche qualche commento è arrivato per la vostra anche precisione, ma soprattutto, e lo dicevo all'inizio e lo riconfermo adesso, ma credo chi ci ha seguito e chi ci vedrà poi con la registrazione si renderà conto della vostra passione. Entrambi avete detto pensionati, ma si capisce bene che lo avete nel sangue, quindi è vero che siete pensionati, ma il vostro impegno continua come foste in ufficio, come foste in ambulatorio, come foste insomma nel vostro luogo di lavoro. Quindi io vi ringrazio tantissimo per questo vostro contributo di questa sera e speriamo veramente che chiunque si trovi a governare domani il Veneto lo faccia con la massima consapevolezza che prima la persona e prima il servizio pubblico, perché è evidente e lo ha dimostrato il Covid, ce ne ha dato testimonianza, è essenziale che questo sia prioritario nelle scelte politiche della nostra regione, per le scelte politiche in generale. Quindi un grazie di cuore al dottor Manno, grazie, dottoressa De Laurentiis, grazie molte. Grazie a lei. Grazie a Posso lei. dare lo sponsor? Lo sponsor della trasmissione. Lo Bene, io vi sponsor. saluto, faccio anch'io pubblicità per il prossimo appuntamento. Allora, l'appuntamento è giovedì prossimo alle 18:30 sempre. Abbiamo come tema il tema della viabilità. Io sto andando nel territorio di tutta la provincia, mi sto rendendo conto di tante opere che sono lì. Le amministrazioni locali, i cittadini ci stanno chiedendo perché non vengono realizzate, ovviamente nel rispetto ambientale, ma forse queste opere portano anche proprio dei veri e propri benefici.
e quindi ecco, lo dico con franchezza, sarà anche mercoledì, per giovedì prossimo, sarà un'occasione importante per riflettere assieme su temi importanti per la nostra provincia e per la nostra regione. E approfitto per dire che domani c'è un appuntamento in più, perché abbiamo un ospite a Ponte San Nicolò, viene il sindaco di Parma, Federico Pizzarotti, quindi con lui dialogheremo sul civismo dai comuni alla regione. Domani venerdì, so che l'orario non aiuta tantissimi, perché alle 16, e anche se poi avremo modo poi di vedere il nostro dialogo, ci sarà appunto Pizzarotti, ci sarà Arturo Lorenzoni, ci sarò io a riflettere insieme appunto dal civismo alla regione, perché credo che anche da quello che dal servizio insomma proprio civico si possa dare un grande servizio alla nostra comunità regionale. Quindi un grazie a tutti e un arrivederci a domani e a giovedì prossimo. Grazie ancora ai nostri ospiti, buona serata. Grazie, buon lavoro. Grazie.